Professore, la cosa forse più difficile è quella della sintesi, sostanzialmente, sintetizzare in poche parole, innanzitutto, poi spiegheremo bene appunto il senso della vostra scoperta. Beh sì, questo è quasi un anno di ricerca che ho fatto col professor Licata, e la sintesi, dicendola in parole quasi tecniche, abbiamo trovato una probabile evidenza di una particella che si chiama assione. Questa particella è aspettata e attesa dalla teoria classica delle particelle, e in più è un candidato per la materia oscura. Ci sono altre particelle che possono costituire la materia oscura, e questa è venuta da una prova indiretta dall'astrofisica direttamente. 236 stelle, che campione è? Allora, è l'1% di stelle simili, diciamo, al nostro Sole, analizzati dalla Sloan Sky Survey, su un come si dice in italiano, su un insieme complessivo di 2,5 milioni di sorgenti. Quindi quello che è interessante è che l'1% di stelle simili al nostro Sole, che hanno di caratteristica di avere un nucleo centrale idrodinamicamente stabile, possiamo pensarlo in maniera fantasiosa come una goccia, riesce a ospitare all'interno di essa, ad accumulare e aggregare un insieme di questi assioni, che sono dei bosoni in pratica, e questi si cominciano a vibrare in maniera velocissima. È proprio una teoria ben fondata, e abbiamo interpretato in questo modo le vibrazioni osservate da queste stelle, e guarda caso è venuta fuori un range di masse possibili che si accorda perfettamente con le ultime simulazioni numeriche fatte con la fisica delle particelle, con le interazioni forti e col modello standard anche. Quindi facendo 1 più 1 più 1, 4 coincidenze possono fare un'indicazione interessante per future investigazioni. Voi scoprite qualcosa, poi vedete sui giornali altri titoli, altre cose. Ci dà un titolo in modo che possiamo fare la cosa più corretta in assoluto? Allora, diciamo che si può dare un'idea abbiamo trovato una possibile evidenza mediante l'astrofisica della particella assione. È uno dei costituenti candidati per la materia oscura. Semplicemente questo. Particella madre, in questo caso? Ma c'è anche la zia, e poi, a parte gli scherzi, non ho mai detto una cosa del genere, perché insomma, secondo me bisogna essere precisi su certe cose, perché quando si divulga, il problema della divulgazione è che è estremamente difficile, mi sono accorto. È che certe volte è come guidare un'auto da corsa sul ghiaccio, comincia un po' a scappare e dopo basta un pelesimetto di angolo di inclinazione e la macchina parte completamente, la gente non capisce più nulla. Quindi diciamo che è un'indicazione di una probabile evidenza di questa particella mediante la vibrazione di queste stelle.